primo appuntamento di questo roadshow sul territorio per la costruzione della nuova agenda digitale 2025 della Regione Veneto. Siamo in una bellissima sede, siamo presso l'Urban Center del Comune di Rovigo, promosso con un finanziamento POR regionale 14-20, e siamo molto orgogliosi di partire, di fare questo tour in questi spazi di Open Innovation che abbiamo cofinanziato con queste importanti risorse europee. Però per spiegare bene, per introdurci a questa giornata di lavoro, lascio subito la parola al sindaco del Comune di Rovigo, che ringraziamo veramente per la sua ospitalità. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui questa mattina da questo luogo che è un contenitore e un contenuto al tempo stesso. È un esperimento, è una sfida che abbiamo voluto lanciare e ovviamente un grazie veramente molto sentito, non di prammatica, alla Regione che ha deciso di investire in una linea di attività assolutamente innovativa e quindi la possibilità di disseminare sul territorio come se fossero i nodi di una rete, una serie di iniziative in cui è possibile discutere, agire e far diventare parte integrante della modalità normale di fruizione della cittadinanza, della pubblica amministrazione, l'attività di natura digitale e in particolare il dato di natura amministrativa è una sfida interessante, intelligente e vincente. Noi stiamo cercando di fare in modo che questo diventi uno dei perni attorno a cui costruire nuovi spazi di cittadinanza condivisa. L'attività che viene svolta qui dentro ormai è un'attività consolidata, stiamo andando avanti con un progetto molto cadenzato e pieno di spunti, partendo dai principali punti collegati all'agenda per lo sviluppo delle Nazioni Unite e ci sta consentendo di avere delle soddisfazioni importanti. Stiamo coinvolgendo le scuole, stiamo coinvolgendo ragazzi di tutte le età, stiamo coinvolgendo anche persone un pochino più in là negli anni, portandoli all'interno di un mondo in alcuni casi totalmente sconosciuto, in altri conosciuto solo in parte, con l'impegno importante da parte anche di istituti universitari. In questo caso abbiamo una convenzione con lo UAV, ma ospitiamo anche interventi da parte di altri atenei che collaborano con noi in città, perché Rovigo sta diventando ormai anche una città universitaria, è una cosa su cui noi puntiamo molto, perché questo ci consente di creare quell'ecosistema in termini di condivisione di idee e di sviluppo di attività innovative che è assolutamente fondamentale per una città di piccole e medie dimensioni come la nostra, che di suo potrebbe non avere la massa critica sufficiente, ma che se messa in rete con altre realtà locali ci consente di fare delle iniziative assolutamente interessanti. L'idea fondamentale dell'Innovation Lab è quella di partire dal dato di natura amministrativa per renderlo quanto più possibile pubblico e quindi utilizzare l'idea degli open data, che sono sicuramente una ricchezza per il fruitore, quindi un termine di conoscenza da parte dei cittadini, ma diventa anche uno strumento fondamentale per riuscire a fare azioni di policy consapevoli. Questa è la grande sfida su cui noi stiamo cercando di fare un ragionamento, cioè utilizzare il dato anche di natura amministrativa che va sotto forma di big data o comunque di grandi masse di dati per poterlo utilizzare per costruire delle policy che siano più efficaci fin dall'inizio. Questa cosa è possibile nell'ambito dei servizi sociali, è possibile nell'ambito dell'urbanistica, è possibile nell'ambito degli interventi sul commercio, è possibile nell'ambito di moltissimi servizi che noi diamo alla nostra cittadinanza. Quindi grazie ovviamente alla Regione che ha pensato e ha investito in questa iniziativa. Ovviamente qui dentro si possono fare anche molte altre cose, molti altri tipi di ragionamenti. L'occasione di questa mattina che in qualche maniera coniuga tra di loro buongiorno Assessore, coniuga tra di loro l'attività di raccolta, trattamento e disseminazione del dato di natura digitale con la gestione delle politiche culturali è un altro dei grandi temi su cui occorre intervenire. Una città come la nostra, che tra l'altro ha una tradizione importantissima dal punto di vista culturale, con alcune autentiche gemme che abbiamo la necessità di far conoscere anche al di fuori del ristretto cerchio delle persone che la frequentano normalmente, quindi questa è l'ulteriore occasione fondamentale, ma poi, come ci sarà modo di approfondire
nell'ambito della giornata di oggi, l'unione, il matrimonio fra cultura digitale e cultura tradizionale è molto alto rispetto a quello della semplice catalogazione sotto forma di digitalizzazione del patrimonio culturale. È una modalità diversa di fruizione, è inventarsi linguaggi nuovi, insomma, tutte cose su cui ci sarà modo di ragionare ulteriormente. Quindi grazie ancora alla importante presenza della Regione Veneto questa mattina con noi, grazie per il supporto che ci è stato dato. Cerchiamo di investire nel migliore dei modi possibili le risorse che ci sono state messe a disposizione, perché questo riteniamo sia la responsabilità fondamentale della pubblica amministrazione. E buon lavoro a tutti e buon proseguimento per la giornata di oggi. Grazie mille per essere con noi questa mattina. Grazie. Grazie al sindaco per questa introduzione e uso una parola giovane, ha spoilerato alcuni temi dei tavoli di lavoro, l'uso del gaming per la valorizzazione dei beni culturali e il tema delle nuove tecnologie sull'intelligenza artificiale, ma come dicevamo prima, in realtà questo è un percorso di 9 tappe che parte oggi, voluto in particolare dall'assessore Calzavara, che è l'assessore regionale all'agenda digitale, che ci porterà per la fine dell'anno a costruire, a definire, a scrivere la nuova agenda digitale. Quindi lascio la parola a Francesco Calzavara. Grazie, un buongiorno a tutti, un grazie al sindaco e al suo assessore che con passione ha realizzato questo posto che ci permette di iniziare questo tour, questo giro per il Veneto, per andarci a render conto di come vengono spesi i soldi pubblici, che è secondo me la cosa intanto più importante, perché quando si parla di fondi, di progettazione, poi nel digitale si rischia di parlare di tante cose e di non vedere dei risultati, e credo che questa mattina qui invece abbiamo avuto un'attestazione di come la passione e la condivisione di un percorso possa far spendere bene dei soldi pubblici e generare una serie di risposte al territorio. La prima, quella che ci aspettiamo, è quella di riuscire sempre di più a trasformare i nostri cittadini in cittadini digitali. E l'esperienza che ci sta portando in questi mesi a comprendere come l'evoluzione post pandemia, e quindi al netto di quelle che sono state alcune accelerazioni all'interno della pandemia, ci metterà nelle condizioni di dover mettere tutti i cittadini del Veneto, tutti, non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B, nelle condizioni di utilizzare al meglio quello che sarà il futuro, i mezzi digitali che ci metteranno a disposizione. Purtroppo il Veneto vive questo ritardo legato a un'infrastruttura che è la BUL, la banda ultralarga. Se avessimo una BUL adeguata, molto probabilmente un'accelerazione ulteriore in termini di servizi potremmo garantirla, ma credo che oggi noi stiamo creando le migliori condizioni affinché quando arriverà questa infrastruttura c'è dietro un back office importante. È il back office che ho visto oggi qui, capace di creare spazi di relazione per tutte le età e quindi diventare effettivamente un luogo di aggregazione digitale dove si possa comprendere e dialogare che questo è il nostro futuro sul quale dovremo confrontarci. E dovremo confrontarci con mezzi che naturalmente speriamo di poter mettere a disposizione, ma anche con delle visioni che sono quelle che emergeranno da questo tour che facciamo, perché questo tour è essenzialmente intanto vedere fisicamente, ci eravamo visti solo in videoconferenza, però rendersi conto fisicamente di questi spazi credo che dia soddisfazione a tutti quelli che hanno lavorato e che hanno pensato a questo progetto. Ma poi da qui iniziare a costruire quello che sarà il percorso dell'agenda digitale 2025, che deve darci nuovi traguardi. I nuovi traguardi sono quelli, come dicevo, da una parte creare sempre di più una competenza digitale e quindi questa idea che il cittadino possa vivere quotidianamente nelle varie funzioni che ha il cittadino che vuole tranquillamente la propria città, ma che diventa imprenditore, ma che diventa operatore nel terzo settore, deve trovare tutta una serie di funzioni all'interno del mondo digitale che noi speriamo, insomma, ed è quello che ci proponiamo di fare come regione, essere il regista di un percorso in tutto questo. Questo lo si può fare se dal basso arrivano anche delle proposte, insomma, perché poi questa idea
della pianificazione, insomma, di creare anche questi due poli ad Adria e a un altro comune che adesso a Villa Dose, e quindi questa idea di una gemmazione da un punto centrale che è il comune di Rovigo, ma che poi espande verso il territorio una rete di informazioni e mettere a disposizione quello che si crea qui, credo che sia il percorso adatto, perché ci permette proprio da questo punto di vista di generare quell'idea di un'amministrazione regionale che ha un'ambizione, voi l'avete detto a livello comunale, noi ce l'abbiamo a livello regionale, di diventare essenzialmente l'aggregatore di dati. Quello che dovrà fare in futuro la regione, secondo me, è riuscire in una serie di funzioni che poi dovranno essere tradotte, perché poi avere il dato e non leggerlo o non tradurlo e non restituirlo rischia di essere un dato freddo che rimane lì. Per carità, ce lo abbiamo, ma se poi non riesco a dire che policy il comune di Rovigo deve fare dal punto di vista viabilistico se cambia un tratto di strada, credo che rimanga un esercizio fine a se stesso. Invece l'idea è proprio questa, insomma, questa rete nel nostro territorio che ci permetta di avere tutta una serie di dati che poi deve avere la capacità di trovare una regione pronta a leggerli e a restituirli in termini di soluzioni o quantomeno di scenari. Questo speriamo di farlo nel corso dei prossimi mesi. Sinceramente speravamo che il piano nazionale per la ripresa e la resilienza fosse un po' più vicino alle regioni. Al momento non vediamo grandi opportunità per le regioni, sembra che ci sia un piano molto centralista e che non pensi invece che le regioni, ma poi soprattutto i comuni, possano essere quelli che diventano dei terminali operativi di queste risorse. Quel piccolo bando, nemmeno tanto, di 3 milioni e mezzo che siamo riusciti ad aggiudicarsi alla fine dell'anno scorso, ha permesso, attraverso una collaborazione con ANCI, di dare, ognuno per quote, a 563 comuni del Veneto qualcosa per iniziative di carattere digitale. Ecco che allora questa forte sinergia che si può fare tra regione e comune, speriamo nel corso dei prossimi mesi possa essere anche compresa dal governo per delle iniziative che vanno ad incrementare e implementare operazioni come queste, che coniugano un recupero architettonico, e questo devo dire grazie anche ad aver trovato una soluzione come questa, perché credo che l'idea di portare al centro, io ero un po' preoccupato perché non sapevo dove era questa cosa qua, cioè l'idea che fosse marginale rispetto alla città rischia di diventare una soluzione marginale, no? Invece averla portata al centro di Rovigo credo è la forza poi di questo progetto, che diventerà estremamente vivo, e quindi questo credo che sia lo spirito col quale dobbiamo continuare ad investire, e lo faremo con le risorse che la Regione metterà a disposizione, ma cercheremo naturalmente di trovare il più possibile e di convincere il più possibile il governo che progetti come questi, che credo dovrebbero essere anche conosciuti, quindi io spero che questo spazio possa diventare un elemento anche di visita, perché spazi come questi, ripeto, sono veramente piacevolmente sorpreso di come è stato realizzato, e credo che sia, adesso andremo a vedere anche gli altri, ma si genererà anche, credo, una sana competizione da questo punto di vista, perché credo che siano delle eccellenze, ecco. Riuscire a fare operazioni come queste e mettere a disposizione dei cittadini spazi digitali, credo che sia un buon spendere le risorse pubbliche. Rimane, e su questo ci piacerebbe ulteriormente spingere, sul tema delle palestre digitali, che è un'altra iniziativa che riteniamo possa essere ulteriormente vicina ai bisogni dei cittadini, e quindi più possibile portare a ridosso delle comunità la possibilità di utilizzare degli strumenti, però credo che ho visto delle esperienze già vostre all'interno del comune, quindi credo che ci siano tutte le condizioni perché questo Innovation Lab di Rovigo possa diventare un modello da esportare nel resto del Veneto. Andremo a vedere gli altri, faremo un premio alla fine di questa visita, perché credo che dopo vada riconosciuto anche il lavoro e la passione che ci si mette nel fare le cose, e quindi ne ho trovata molta. Vuol dire che chi ha creduto e creato questo prodotto è veramente convinto che il mondo digitale è la nuova frontiera per i nostri cittadini, e quindi dobbiamo assolutamente crederci, e lo si può fare se creiamo luoghi che abbiano la capacità di essere accoglienti. Rimane poi il tema delle persone, perché oltre che i contenuti
oltre che il contenitore bisognava fare i contenuti. Sui contenuti magari avremo modo di confrontarci nel corso dei prossimi mesi, ma sono convinto che la passione che ho visto qui questa mattina sarà sicuramente d'aiuto alla Regione del Veneto per creare le migliori condizioni di un'agenda digitale 2025 che abbia la capacità di essere contemporanea e quindi rispondere ai bisogni di domani, ma che abbia anche una visione di medio periodo che inevitabilmente un settore come quello digitale deve avere. E quindi con questo auspicio vi ringrazio veramente perché avete fatto un ottimo lavoro e credo che lo porteremo ad esempio nel giro che faremo nel corso delle prossime settimane nel Veneto. Complimenti a tutti. Bene, lascio la parola adesso all'assessore Corazzari e questo roadshow sulla costruzione della nuova agenda digitale parte dal settore culturale per far capire anche quanto sia importante questo settore in Veneto. Quindi a lei la parola. Sì, grazie. Saluto l'assessore Calzavara, il sindaco e tutti gli amministratori che vedo in sala, c'è anche l'amico Zalin, già consigliere. E, siamo in un luogo che ha un forte valore simbolico per la città. Questo è stato un luogo di cultura e di formazione, il Liceo Celio, che ha trovato questa nuova destinazione. È un po' uno dei cuori pulsanti della città che ha trovato una nuova vita grazie a quest'idea di cui va sottolineata quindi la bontà e la funzionalità anche al recupero di una parte della città in termini di presenza, di vivibilità e di sostituzione di spazi vuoti. E quindi un'operazione che a 360 gradi ha delle ricadute positive al di là del merito della stessa, dei contenuti della stessa. E va sottolineato poi come l'aspetto della cultura digitale, della digitalizzazione del nostro patrimonio culturale, ma ancora di più direi della possibilità di ampliare la platea di soggetti che sono in grado di utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e di ampliare l'offerta per questi soggetti da un punto di vista del nostro grandissimo patrimonio culturale rappresenta una delle sfide del futuro. Paradossalmente la vicenda pandemica ci ha in questa direzione dato una spinta fortissima, in quanto la necessità del distanziamento sociale, l'impossibilità di fare incontri in presenza ha sviluppato delle tecnologie, prima fra tutti quelle delle videoconferenze, ma di fatto ha messo di fronte molti soggetti che prima non avevano una dimestichezza, un'accessibilità così diretta allo strumento tecnologico, ha messo di fronte alla necessità di approcciarvisi e quindi ha ampliato forzatamente una platea. Questo rende ancora più quindi importante proseguire su questo percorso, perché è un percorso che oggi, mai come oggi, si rivolge ad una generalità della nostra cittadinanza, della nostra comunità e che può essere fruito da questa generalità. E sottolineo come parlare di cultura in Veneto, in Italia in generale, ma in Veneto in particolare, significhi mettersi in confronto con una realtà vastissima, articolata, ricchissima, ma proprio per questo difficilmente coordinabile in un'offerta omogenea e organica. Abbiamo molti aspetti da potenziare da questo punto di vista. Io mi ero segnato alcuni numeri tanto per dare un'idea di qual è il nostro patrimonio culturale diversamente articolato. Noi abbiamo indicativamente nella nostra regione circa 3.000 luoghi della cultura, pensando a oltre 300 musei, monumenti e aree archeologiche, quasi 1.000 biblioteche, circa 800 archivi, oltre 450 spazi teatrali, oltre 400 sale cinematografiche, quasi 4.000 ville venete, aggiungiamo i siti UNESCO, le città murate, 64 tra aree e siti archeologici, 1.300 luoghi e siti legati alla storia della Grande Guerra e abbiamo un catalogo regionale dei beni culturali con oltre 406.000
beni catalogati. Quindi capite bene della moltitudine, della vastità, della ricchezza di questa offerta e di come sia un'impresa di grandi dimensioni, imponente, il fatto di riuscire a digitalizzare parte sempre più importante di questa grande offerta, di questo grande patrimonio, e di riuscire a farlo con anche una capacità di metterla a disposizione. Noi abbiamo voluto avviare questa collaborazione con l'ITC, in particolar modo partendo dal portale della cultura, che è stato avviato nel 2020 e che è continuamente implementato, che dovrà trovare una sempre maggiore funzionalità e che è uno strumento, diciamo, di fondo, di base, che vuole mettere a disposizione dei cittadini e degli operatori del mondo della cultura sempre più parte di tutta questa grandissima offerta e di questo grandissimo patrimonio culturale. Noi pensiamo sia la strada giusta su cui insistere, ma non si può prescindere dalla forte relazione col territorio, veniamo anche al rapporto con Rovigo, così come con le altre città. Un'offerta del genere può essere giustamente articolata ed efficace unicamente se parte dal basso, se parte dai territori, se vi è una disponibilità forte di fare rete, di fare collaborazione, perché solo così potremo anche individuare un ordine di priorità e individuare quelle che sono le potenzialità di offerta e di crescita legate alla cultura e al settore culturale che solo i territori possono conoscere nel dettaglio. E questa quindi, al di là delle grandi istituzioni culturali che tutti conosciamo, è un'altra delle grandi sfide. E penso che quindi la disponibilità che l'assessore Calzavara ha dato anche nel suo intervento a una grande collaborazione con i territori, penso sia un aspetto di primaria importanza. Quindi una bella sfida. Siamo tutti qua determinati nel percorrerla, una sfida che non si sostituisce ma si aggiunge agli altri aspetti del mondo culturale su cui dobbiamo intervenire e investire, perché chiaramente la digitalizzazione deve essere un completamento di quello che è un concetto invece di valorizzazione complessiva del nostro patrimonio culturale, che deve essere anche vissuto direttamente dai cittadini e dalle persone e dai turisti e da coloro che hanno le possibilità di visitazione, ma può essere in questo una grande spinta, un grande stimolo, un grande strumento di utilità e soprattutto per quelle realtà che magari hanno bisogno di farsi conoscere maggiormente rispetto ad altre. Sottolineo come sia una sfida che riguarderà il nostro futuro, che necessita di avere delle infrastrutture di fondo, e qui chiamerei in causa il nostro collega Marcato, che su questo si è più volte esposto, ha fatto dei grandissimi sforzi col governo centrale e con le agenzie governative per far sì che venga oggettivamente ed effettivamente potenziata quella rete infrastrutturale tecnologica indispensabile per poi arrivare a questi risultati, perché giustamente diceva l'assessore Calzavara, il Veneto è una conurbazione continua, ha delle necessità infrastrutturali diverse rispetto ad altri territori e su questo siamo ancora indietro, non però senza ricordare che ci sono state delle situazioni di criticità fortissime dei soggetti incaricati dal governo di svolgere questa implementazione infrastrutturale, che è la base su cui poi dopo tutti noi dovremo lavorare. Ci sono ancora troppe aree che non sono servite adeguatamente da quello che è un servizio, da quello che è un'infrastruttura oggi necessaria, indispensabile, insostituibile, quanto gli altri servizi di base, pensiamo all'energia elettrica, alla luce, all'acqua e tutte queste altre infrastrutture che noi oggi diamo per scontate, per acquisite, altrettanto deve essere l'infrastrutturazione tecnologica. Quindi bocca al lupo e naturalmente la disponibilità è quella a lavorare ulteriormente in questo settore e penso che Rovigo su questo sia già partita con un piede positivo. Grazie. Grazie all'assessore Calzavara. Passerei la parola quindi a Corazzari, mi perdoni. Consonanti. Passerei la parola alla dottoressa Fausta Brezzani della direzione Beni, Attività Culturali e Sport, che ci racconta invece le prospettive future su cui sta investendo la Regione Veneto. L'abbiamo in collegamento da Venezia, vedo Fausta collegata.
evidenziazione e valorizzazione del nostro patrimonio. Questo ci fa capire come sia parte essenziale di una identità territoriale, ci fa capire come sia necessario occuparsene, e quindi noi oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di capire quali saranno le opportunità nell'immediato e nel medio termine per agire sul fronte della digitalizzazione di questo patrimonio e dei servizi che possano aiutare a meglio conoscerlo. Attenzione, quando parlo di patrimonio sia materiale, che è il primo pensiero a cui corre la nostra mente, ma anche e soprattutto del patrimonio immateriale, e i servizi di digitalizzazione possono essere straordinariamente efficaci anche per questo tipo di valorizzazione. Allora, il mio obiettivo di oggi è cercare di farvi capire quali possono essere le opportunità da cogliere da qui in avanti. Credo che sia importante dare questo tipo di indicazioni, perché è importante essere pronti con dei progetti, avere chiaro dove si vuole andare, perché queste opportunità saranno da cogliere in fretta. Pensiamo ad esempio, il PNRR ha dei tempi di realizzazione piuttosto stringenti, quindi cogliere impreparati. Allora, volevo un pochino articolare questa mia sintetica panoramica su 3 livelli: su un livello europeo, su un livello nazionale e su un livello regionale. Sappiamo che la digitalizzazione, intesa nel suo senso più ampio, è all'attenzione dell'agenda europea ormai da diversi anni. Come lo è anche quella della digitalizzazione nel settore culturale. Ci sono anche dei progetti specifici, pensate solo Europeana, un progetto ambizioso di conoscenza, di rappresentazione del patrimonio culturale europeo, anche quello concepito come un progetto corale. Però vediamo un pochino più nel dettaglio come si occupa l'Unione Europea di questo patrimonio. Intanto, per il ciclo di programmazione 21-27 esiste un programma a gestione diretta, che è il Digital Europe Program. Anche questo è un programma piuttosto vasto, che però sarà di supporto alla transizione digitale di diversi settori, fra cui anche quello culturale, e questo è molto importante. E poi l'attenzione dovrà andare invece alle politiche di coesione europea, quindi agli indirizzi che l'Unione Europea dà per i programmi operativi regionali, soprattutto per l'utilizzo dei fondi FESR e FSE, che sono quelli che più ci interessano. L'Unione Europea è intervenuta in questo momento di crisi pandemica in supporto agli stati aderenti, costituendo un fondo specifico, il Next Generation EU, che è quello che fonda, che poi è stato tradotto a livello nazionale in quello che noi chiamiamo Recovery Plan o Recovery Fund, ma che più esattamente si chiama nella sua declinazione Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Allora, questo piano, come ha già un po' annunciato l'assessore Calzavara, è un piano ovviamente molto importante, significativo anche dal punto di vista della consistenza economica. Quello che non ci è ancora chiaro, almeno nel settore culturale, ma temo che sia così anche in diversi settori, è quali opportunità noi potremmo cogliere da questo piano, che è suddiviso in 6 missioni,
che a loro volta si articolano in componenti specifiche. Quella che a noi interessa qui è la prima missione, quella che si chiama digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nella sua componente terza di turismo e cultura, che ha una dotazione finanziaria nazionale di 6,68 miliardi di euro. Quindi qui cominciamo a capire un po' la dimensione degli interventi. Questa componente racchiude cultura e turismo. Al turismo sono dedicati 2.400.000 euro, quindi per interventi a favore della cultura ci sono qua, ho detto milioni, sono miliardi, sono 4,28, quindi a favore della cultura. A loro volta sono suddivisi in diverse azioni, ma anche qui sfrondiamo da tutte le altre possibili azioni e concentriamoci invece sulla linea patrimonio culturale per la prossima generazione, che comprende un primo investimento che è proprio quella della strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale. Quindi qui siamo arrivati a quello che veramente ci interessa. La dotazione complessiva per questo investimento è di 500 milioni di euro. Ora, importante capire come saranno utilizzati questi 500 milioni di euro. Allora, questo investimento è stato dal Ministero della Cultura articolato in 12 progetti, chiamiamoli progetti, che si prevede assorbano il complesso di queste risorse. Ve li indico perché è importante capire qual è il disegno complessivo. Allora, appare chiaro che il disegno complessivo è quello di strutturare delle piattaforme, sembrerebbero significative, per raccogliere, diciamo, i progetti, gli esiti delle digitalizzazioni. Quello che si auspica, che viene anche dichiarato, ma insomma che noi molto auspichiamo, è che si tratti di piattaforme caratterizzate dal massimo della interoperabilità. Questo perché? Perché la digitalizzazione non inizia oggi, ci sono già tantissimi risultati raggiunti, quindi quello che è importante è metterli anche a sistema e creare relazioni fra quanto è stato fatto finora e fra quanto si farà. Allora, un primo progetto riguarda lo sviluppo, un piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale come strumento di pianificazione strategica per sviluppare modelli, processi e regole per attuare il processo di trasformazione digitale. Chi governa questa partita è l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, un istituto di recente istituzione a cui fanno riferimento gli istituti che già conoscevamo, tipo l'ICCD, l'ICU, insomma per il settore culturale questi erano soprattutto quelli a cui ci rivolgevamo in sede locale. Alla realizzazione di questo piano vengono destinati 2 dei 500 milioni. Poi si immagina un sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali. Anche qui se ne occuperà l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, e qui abbiamo un investimento di 16 milioni di euro. Poi abbiamo la progettazione dell'infrastruttura cloud e l'acquisto dei servizi collegati. Qui si prevede di utilizzare 25 milioni di euro. Poi la progettazione di una infrastruttura software per i beni culturali,
ossia gestione semantica, modellazione, identificazione delle risorse culturali digitali e servizi di accesso. Anche qui se ne occupa l'Istituto per la Digitalizzazione e sono stati destinati a questi 73 milioni di euro. E ora veniamo a quello che forse ci auguriamo ci potrà interessare di più, la digitalizzazione delle collezioni museali, archivi, musei e luoghi di cultura. Qui il soggetto attuatore non è ancora identificato, quello che è stato identificato è l'importo dell'investimento. Si tratta di 200 milioni di euro che costituiscono il 40% del totale. Poi ci sono altri progetti che in parte abbiamo assistenza tecnica, poi la realizzazione di un centro per la conservazione digitale per gli archivi storici digitali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici nazionali e degli archivi digitali dei privati dichiarati di interesse. Qui abbiamo un investimento di 58 milioni di euro. La realizzazione del portale delle procedure e dei servizi al cittadino, qui un investimento di 10 milioni di euro, la realizzazione di un'altra piattaforma integrata di accesso alla biblioteca digitale, qui abbiamo un investimento di 36 milioni di euro, la realizzazione di una piattaforma di co-creazione e crowdsourcing al servizio della biblioteca digitale con un investimento di 10 milioni di euro e la realizzazione di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali e creative e qui abbiamo la previsione di un investimento di 45 milioni. Allora, sono stata un po' schematica, magari poi queste notizie si possono anche trovare un po' meglio, metabolizzare. La considerazione qual è? Un po' quella che forse riguarda l'impostazione di tutto il piano. Il fatto che non si capisca bene, se non per quella parte che vi ho detto della digitalizzazione delle collezioni museali, come si potrà accedere. Allora, questo è un momento straordinario, cioè risorse così io credo che non ce ne saranno forse mai più, non ce ne sono state ma non ce ne saranno più. Quindi è assolutamente strategico che venga costruito un processo anche condiviso che tenga conto, come dicevano entrambi gli assessori prima, delle esigenze territoriali. Noi auspichiamo che questo possa succedere, sicuramente ci impegneremo per quello che potremo perché questo possa accadere, perché è veramente una occasione irripetibile questa per il nostro patrimonio e la preoccupazione che il patrimonio degli enti locali, patrimonio che non sia quello statale, quello nazionale, ad essere interessato un pochino c'è. Confidiamo molto però nella costruzione di queste piattaforme, nella generazione di queste infrastrutture che auspichiamo possano essere di aiuto e di servizio anche ai territori. Veniamo ora al piano a livello regionale. Pausa. A livello regionale, prego. Hai ancora 3-4 minuti. Sì. Bastano, grazie. Il livello regionale, vi ha già detto l'assessore, insomma ha già fatto un accenno alla banca dati dei beni culturali, al portale, cioè da tempo stiamo lavorando sul fronte della digitalizzazione. Cosa abbiamo in campo adesso? La prossima approvazione del programma triennale della cultura, il cui iter sta iniziando proprio in questi giorni. Quello
quello che va segnalato come indirizzo di politica culturale regionale è che nelle linee di indirizzo strategiche il tema esiste, cioè si prevede il miglioramento dell'accessibilità di beni e servizi del patrimonio culturale e delle attività culturali fra le azioni prioritarie che sono state individuate. Si dà rilievo alla catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali e all'applicazione delle tecnologie digitali. L'altra partita importante che stiamo giocando è quella della definizione del programma operativo regionale, quello che utilizza i fondi europei delle politiche di coesione a cui ho fatto riferimento prima. Anche qui stiamo lavorando perché la tematica che ci interessa sia compresa nelle possibilità di investimento. Quindi anche qui sono tutti documenti ancora in costruzione e in lavorazione che probabilmente vedranno la luce dopo il loro iter istituzionale e partenariale verso la fine di quest'anno, però insomma un qualche milione di euro da poter destinare alle operazioni di digitalizzazione e a tutto quello che attorno ad esse sta ci sarà. Quindi il senso di questo mio intervento è questo. Poi chi mi seguirà ci darà delle suggestioni anche su quello che si potrà fare. Nella organizzazione stessa della giornata noi abbiamo tenuto conto di alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore e che saranno oggetto dei tavoli di lavoro, anche con qualche spunto particolare, qualche spunto interessante. Quello che sarà importante è avere le idee chiare, conoscere il proprio patrimonio, fare dei progetti che questi fondi potranno sostenere e, come vi dicevo prima, non farsi trovare impreparati, perché purtroppo quello che a volte succede è questo è un treno che non passerà probabilmente più. Quindi massima disponibilità nostra a costruire con voi dei percorsi, delle linee e massima aspettativa anche dell'esito dei tavoli di lavoro, perché da questi tavoli di lavoro noi cominceremo a capire le esigenze, le conoscenze e dove andare, gli indirizzi che prenderà la nostra programmazione. Ecco, non desidero togliere altro tempo a quella che sarà la comunicazione successiva che ci darà, immagino, questi spunti. Grazie. Grazie a dottoressa Bressani che ha sottolineato, scusate, mi tolgo la mascherina, diversi spunti, ma soprattutto come il momento sia molto importante per mettere a sistema le esperienze fatte, ma soprattutto per costruirne di nuove rispetto a uno scenario europeo nazionale sicuramente estremamente interessante. Per capire come evolverà il settore culturale, grazie anche al digitale, abbiamo qui un ospite importante, Maria Elena Colombo, professoressa dell'Università Cattolica di Milano, che ha questo compito semplice di delinearci come cambierà il settore nei prossimi 5 anni. Quindi anche a lei un quarto d'ora, e compito semplice che siamo sicuri ci risponderà veramente, ci chiarirà come cambierà il settore nei prossimi 5 anni. Intanto vi ringrazio tantissimo dell'invito, perché questi confronti con voci che partono da silos diversi sono molto interessanti. Io, oltre a insegnare in Cattolica e a Brera, faccio la consulente per diversi musei privati e pubblici, e quindi da questo poi vengono le riflessioni che ora sto per proporvi. In realtà, nel prepararmi a questa domandina che mi avete posto, ho provato a fare qualche passo indietro. Io ho pubblicato questo libro un paio di anni fa, che ha avuto la fortuna e la sfortuna di uscire ad aprile 2020.
Io ho consegnato naturalmente tutto il testo un pochino prima, entro dicembre, e al momento in cui il libro stava andando in stampa, sappiamo bene che ci è cambiato tutto sotto il naso, e quindi avevo scritto questo, non abbiate paura, è brevissimo e poi riattacco a parlare, questo post scriptum, perché non volevo che il libro uscisse senza fare cenno al momento particolare che stavamo vivendo. L'ho riguardato ieri e ve lo ripropongo per fare poi delle considerazioni successive. Mi si sente bene, sì? Perché io ho una voce un po'... Proprio quando questo volume era pronto per andare in stampa, siamo stati tutti costretti a cambiare abitudini e stile di vita, perché chiamati a rimanere a casa per evitare o almeno contenere il diffondersi del contagio. Ha chiuso tutto, scuole, università, aziende, musei. Non potevo dunque lasciare che questo libro dedicato a musei e cultura digitale uscisse e si presentasse al mondo privo di una riflessione dedicata all'eccezionale contesto che i musei si sono trovati ad affrontare in questo drammatico momento storico. Perché è stata proprio la chiusura dei musei a rendere con straordinaria immediatezza evidente che la relazione fra musei e pubblici esiste ed è necessaria anche quando le istituzioni fisiche si trovino a dover chiudere i propri palazzi, a non avere possibilità di contatto con il famoso visitatore fisico, con colui che per tanto tempo la museologia tradizionale e conservativa ha riconosciuto come unico e vero visitatore. E invece dal momento immediatamente successivo alla chiusura, i musei che erano attrezzati teoricamente con convinzione e con risorse adeguate hanno sentito la necessità di presidiare e tenere acceso il loro discorso con i propri pubblici via web e sulle piattaforme social. A conferma di quanto avete trovato nelle pagine precedenti del libro, evidentemente non per caso, uno dei casi del quale parlo, dei tanti casi di quali parlo, è naturalmente il Museo Egizio di Torino, che ha accostato in modo magistrale l'archeologia antica con i media digitali. Quindi qua dicevo, Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, ha messo in salvo la visita con il direttore del museo, immettendo a disposizione videopillole sui social network. La Pinacoteca di Brera ha lanciato video e foto corredati da hashtag programmatici quali voci dal museo, My Brera, eccetera. Il Museo di Trento da giorni trasmette su Facebook laboratori per insegnare coding ai giovani, il Museo della Scienza di Milano, eccetera. Qui elenco una serie di attività. Insomma, molti musei si sono attivati con grande naturalezza, semplicemente cambiando dimensione spaziale, cioè dalla dimensione fisica alla rete, assicurando continuità di servizio e relazionale. Ma come in tutto e come sempre, il digitale richiede competenza e risorse. La rincorsa a presidiare il territorio dei social da parte di tutte le istituzioni museali non ha mancato di disvelare differenze sostanziali nella dimestichezza e nella naturalità dell'esposizione online. Non in tutti i casi, cui siamo comunque grati per l'impegno, si sono visti prodotti idee all'altezza o insomma esiti felici. Dico, forse non era necessaria un'occasione così straordinariamente drammatica per dare definitiva conferma teorica, attestata dalla pratica, che un museo è un'istituzione al servizio della società, in relazione con la comunità locale e globale, e che proprio in questa relazione risiede la sua ragion d'essere. Tale relazione è al momento possibile solo allora attraverso i canali digitali. Non era poi difficile in realtà immaginare questo sviluppo, data la maturazione della museologia. Sapete, negli ultimi 20 anni si è passati da un'idea di museo di oggetti di collezione all'idea del museo che è centrato sul visitatore. E quindi in questo caso il canale digitale dava spazio a questo tipo di rappresentazione del museo come istituzione. È qui che il digitale si scopre finalmente strumento salvifico e di connessione con il mondo. Segnalo con rammarico un pensiero alla sostenibilità. Alcuni esempi virtuosi di gestione senza fondi pubblici si trovano in grande difficoltà, e va bene qui una riflessione insomma sul fatto che comunque a porte chiuse bisogna trovare una formulazione di un modello che sia anche finanziariamente sostenibile. Ecco, ho riletto questo pezzo anche voi perché questo mi ha dato il là poi per le considerazioni che vengo a proporvi. È passato 1 anno e mezzo e sembra invece tantissimo tempo. Naturalmente manco, come dire, della capacità di darvi garanzia, insomma, su quello che potremo vedere nei prossimi 5 anni. Quindi mi limito a evidenziare
Alcune precondizioni che mi sono invece molto chiare, precondizioni dello sviluppo, che sono tuttora secondo me mancanti. Un primo punto riguarda la formazione, e lo dico nel senso più lato, più vario, nel senso che la formazione umanistica, ai noi in questo paese, ha ancora per la gran parte dei percorsi, anche super professionalizzanti, anche post laurea, un andamento molto tradizionale, il che significa trovarsi davanti, per quanto mi riguarda, degli studenti di una scuola di specializzazione, quindi post laurea, che non hanno idea del linguaggio del lessico minimo, non del digitale, della comunicazione, della valorizzazione. E questo secondo me è un tema del quale occuparsi molto presto, perché a gestire i progetti e i fondi serviranno persone competenti non solo sul versante tecnico, ma anche sul versante dei contenuti della cultura digitale applicata al settore culturale. E quindi senza fare questo passo, che è urgentissimo, avremo secondo me dei finanziamenti privi di una visione strategica vera, che sia sensata e fertile nei prossimi 10-15 anni almeno, insomma. Percorso che peraltro non è poi così difficile da individuare, nel senso che noi ci portiamo appresso un ritardo dato appunto da una resistenza culturale che questo paese vedeva separate, tecnica, no? E cultura, per cui il digitale, a fermarsi nel mondo della cultura, ha fatto molta fatica e ancora ne dovrà fare. In realtà i due percorsi devono essere ibridati come competenza e come consistenza, perché questo percorso di digitalizzazione, che adesso pare piacere molto a tutti, abbia il senso appropriato in ambito culturale, appunto in termini di accessibilità, ad esempio. Io mi domando spesso se poi in termini di formazione i musei e un'istituzione, insomma una struttura come questa, non siano proprio quello che ci è necessario per saldare alcune fratture che sono davvero evidenti. Ad esempio, nelle scuole ancora siamo molto indietro, abbiamo lanciato le giovani generazioni 5 ore al computer per 2 anni, ma c'è uno scarto fra la classe insegnante e in competenze in termini digitali, cioè gli insegnanti, ma anche la classe, cioè l'educatore in generale, è meno formato e ha meno dimestichezza sugli strumenti digitali di quanto non ne abbia un bambino di 10-12 anni. E questo è un problema, nel senso che è la prima volta che accade che il formatore educatore non ha competenza dei luoghi nei quali il minore si muove. E su questo c'è un ritardo sia legislativo sia formativo, eccetera. L'altra parte di questa frattura sono gli anziani. Bisognerà pur trovare un modo in cui reinserirli, perché che non abbiano competenze è naturalmente ovvio, perché chi era fuori dal momento di impegno lavorativo non si è trovato a doversi aggiornare in qualche modo anche molto velocemente negli ultimi anni, però poi è stato loro chiesto di prenotarsi un vaccino attraverso le piattaforme digitali. Quindi in qualche modo la cultura deve avere, secondo me, l'obiettivo, anche attraverso appunto il senso della comunità che rappresenta, di provare a saldare queste dimensioni. Questo ha a che vedere certamente anche con, per quanto vedo io, l'assunzione all'interno delle istituzioni culturali di personale e profili che forse ancora vanno identificati e ridisegnati, la cui competenza forse attende dei concorsi che siano, come dire, adeguati ad individuarli veramente. Quindi tutto questo cerchio è insomma un po' un circolo vizioso e vi rendete conto che sia l'uno sia l'altro sono precondizioni importanti. L'altra questione importantissima è quella dei processi, nel senso che le istituzioni culturali in questo paese ancora troppo poco spesso lavorano sulla strategia, obiettivi, numeri, processi e quindi anche correzione degli errori e quindi anche capacità di accountability, di trasparenza, come dovrebbero fare tutte le istituzioni pubbliche, ma anche quelle private che, come sappiamo, comunque innanzitutto si appoggiano sul credito che hanno presso i loro pubblici, ma anche hanno finanziamenti sia privati, sia erogazioni private, sia pubbliche.
Ecco, tutto questo processo è necessario, perché le esperienze che vadano a buon fine o non vadano a buon fine sono importanti per essere lezione collettiva, confronto e condivisione. Internazionalmente è molto nota l'esperienza del Rijksmuseum di Amsterdam, che è rimasto chiuso 10 anni, e in questi 10 anni di ristrutturazione dell'istituto fisico ha però lavorato moltissimo sull'idea di digitalizzazione delle collezioni sui propri obiettivi, per cui all'apertura non c'era solo nuovo l'edificio fisico, ma c'era riportata una nuova idea di museo con una comunicazione fatta su misura per gli obiettivi, cioè riportare il cittadino olandese a visitare un museo che aveva delle radici così collegate con la storia nazionale, e come hanno messo opere sui cartoni del latte, hanno digitalizzato 700.000 opere che sono scaricabili gratuitamente ad alta risoluzione, le hanno date in pasto all'industria creativa di tutto il mondo. Insomma, alcuni non siamo al tempo zero di tutto questo processo, per cui magari cominciare a far conoscere a chi si approccia a questi temi i casi di grandissimo e indiscusso successo potrebbe essere ragionevole. Il caso di Europeana è certamente da citare. Proporrei per tutti una riflessione, ho finito il tempo, una riflessione sul fatto che in questo, diciamo, vuoto organizzativo e di competenze si è inserito Google Arts and Culture. Forse tutti dovremmo fare una riflessione sul fatto che sarebbe stato davvero opportuno che un'iniziativa del genere venisse dal pubblico, venisse dal Ministero, o venisse da ICOM, o venisse comunque da un intento di diffusione e di offerta non privato, perché è vero che la fondazione, ma comunque fa capo a Google, che nel frattempo sta, come dire, raccogliendo un'expertise che qua pochissimi hanno. In ultimo punto, invece volevo dedicarlo alle infrastrutture. Allora, l'epoca che abbiamo appena passato ha, ahimè, condizionato anche fisicamente gli strumenti che si possono usare per fare valorizzazione. Ad esempio, tutti coloro che si erano dotati di device stabili on-site digitali come i touchscreen, i tavoli digitali, ora si trovano ad avere un problema, perché per via del fatto che non si possono condividere oggetti, naturalmente sono privati di questi loro preziosi, peraltro, lavori fatti negli anni. A questo proposito, quindi lo faccio da anni, però ci riprovo, sottolineo che in tutto il mondo la tendenza è quella di quello che si chiama bring your own device, cioè di dare a tutti la possibilità di usare il proprio dispositivo, in modo che siano competenti nell'utilizzo, che il dispositivo sia responsabilità della persona che lo gestisce e che ne è proprietaria, sia in termini di aggiornamento del software, sia in termini di igiene, vista la situazione. Però per fare questo, e perché tutto sia messo, sia fruibile attraverso lo smartphone o il tablet personale, c'è una questione di infrastruttura. Noi, grazie in virtù del fatto che siamo molto fortunati, per cui i nostri musei sono spesso collocati in palazzi storici, che hanno un allure, diciamo, abbastanza inattaccabile, abbiamo però dei problemi grossi di infrastruttura, per cui il wifi è una precondizione, così come la formazione, così come i processi, perché tutto questo possa avverarsi, così come banalmente anche le prese di corrente, perché nel momento in cui uno utilizza il proprio device per fare una visita di un'ora o due in un museo, rischia di scaricarlo. Sembrano, lo so, banalità, ma temo di avere una statistica di base che invece conferma che non lo sono. E quindi questi messaggi, insieme alla collezione online, che deve essere pensata per il cittadino tout court, non per il cittadino digitale, come la collezione è pensata per il cittadino, quella digitale ugualmente per il cittadino. Il cittadino non è online o offline, è cittadino e deve godere della restituzione del patrimonio che le istituzioni culturali semplicemente hanno il compito di conservare, non di possedere e non liberare più. E quindi su questo mi sento di dire che per i policy makers c'è ancora tanto da fare in tante direzioni, dalla formazione appunto alle assunzioni, magari ripensando anche alla
questione retributiva decorosa dei dipendenti della cultura, dei professionisti della cultura e soprattutto alle questioni legislative. Basta, ho concluso. Grazie alla professoressa Colombo che ci ha dato numerosi spunti su quelle che sono le premesse per raggiungere il 2025 usando un brutto full digital, formazione, processi, infrastrutture, il cittadino in presenza, il cittadino online, e quindi ha bisogno di percorsi di fruizione simili che lo aiutino. Bene, questi sono numerosi temi che proponiamo e lanciamo nella seconda parte di questa giornata. Iniziano i 3 tavoli di lavoro e troverete dei link nella chat di Zoom per i 3 tavoli che adesso vi rilego. Prima di rileggerli ringrazio ancora veramente i 3 coordinatori, i 3 facilitatori, e quindi per il tavolo 1 digitalizzare i beni non basta, dobbiamo anche l'ingegnere Paolo Barichello della direzione ST. Per il tavolo 2 gaming e cultura e gaming per la cultura, idee di sviluppo, modera Andrea Casadei di Edge Farm. E per il tavolo 3 cultura, nuove tecnologie digitali, blockchain e nuovo audience, modera Matteo Fagin di SMAC Competence Center, Università di Padova. È veramente un ringraziamento a questi 3 moderatori che hanno il compito in un'ora. Ci vediamo in plenaria alle 12:45 per tirare un po' le fila di questi prima ora e un quarto di confronto. Mi dicono dalla regia che c'era stato un piccolo disallineamento audio all'inizio e quindi non avete sentito né tanto il video né tanto quello che ho detto, ma brevissimamente la mia introduzione è stata sul fatto che inizia oggi questa maratona che ci porterà in giro per il Veneto in 9 tappe per raccogliere, come ha detto prima l'assessore Francesco Calzavara, spunti, idee, proposte dal territorio per la costruzione, la definizione e la redazione della nuova agenda digitale del Veneto, ovvero del nuovo piano strategico della regione in tema di innovazione digitale. È una maratona perché ben capite che 9 appuntamenti per 9 lunedì più o meno ci porteranno il 15, vado a memoria, il 15 novembre a chiudere questo iter in provincia di Venezia, se non vado errato, a San Donà, sul tema della pubblica amministrazione digitale. Sappiamo di fare uno sforzo enorme, ma sappiamo anche che questo sforzo ci verrà ripagato da spunti, indicazioni, suggerimenti, idee di progetto, azioni che ci permetteranno, come ha detto benissimo la dottoressa Fausta Pressani prima, di raccogliere anche le opportunità di finanziamento del PNRR. Quindi lancio a questo punto il video che molti, vediamo se la regia mi dice che siamo pronti, un breve video di presentazione di questa maratona, e poi vi prego di collegarvi ai 3 tavoli di lavoro e ci rivediamo in plenaria alle 12:45. Prego. Siamo ancora qui nella terza parte di questo evento in plenaria e abbiamo qui i 3 facilitatori, l'ingegner Paolo Barichello, Matteo Fagini e Andrea Cardedai, che ringrazio. Hanno gestito con una certa velocità perché il tempo purtroppo non era molto e ho sentito che gli interventi invece erano numerosi, questi 3 tavoli. Prima di passare la parola a loro, però, vi invito a rispondere a un breve questionario di 5 domande che vi verrà sottoposto via Zoom, che sono 5 domande che ci dovrebbero aiutare a costruire l'agenda digitale del Veneto partendo dalle vostre esigenze. Quindi,
Se riuscite, se la regia riesce a mandarle, sono già state inviate, perfetto, quindi rispondete più che potete. Abbiamo sono domande molto veloci, quindi qualche secondo. E partirei subito con l'ingegnere Barrichello. Digitalizzare i beni non basta, dobbiamo anche questi puntini sospensivi, come li avete tradotti? Sì, allora nel tavolo c'erano molti comuni, c'era una rappresentanza del privato e, cosa che ho anche apprezzato, una studentessa. E quello che è emerso principalmente è questo, ovvero la comunicazione, cioè digitalizzare i nostri beni culturali va bene, ma per andare oltre bisogna, soprattutto nel nostro territorio, bisogna comunicarlo in modo efficace, sfruttando ovviamente il digitale. Oggi la comunicazione digitale ne è un esempio, con il nostro primo evento dell'agenda digitale di oggi, e il problema del comunicare in modo efficace qual è? Il problema principale è quello anche della formazione dei nostri operatori, cioè una mancanza all'interno, in questo caso delle nostre istituzioni, parlo anche dei piccoli comuni dove ovviamente sappiamo risorse ce ne sono poche, quindi una mancanza di formazione dei nostri operatori, quindi la necessità di formarli, ovviamente uguale più risorse, ma e dall'altra parte una maggiore cultura del digitale. Io sono abituato, quando ho un'esigenza, parlo di un 46enne, sono abituato, la prima cosa che faccio è quello di andare a vedere su internet se trovo qualcosa che mi soddisfi il bisogno, ma quelli più anziani ancora, i soggetti più anziani ancora difficilmente lo fanno, seppure già oggi sono costretti a utilizzare piattaforme digitali istituzionali per i bisogni primari. Ecco, questo era un primo aspetto che era emerso. Il secondo aspetto che è emerso è quello che con Google Arts and Culture stiamo vedendo, ovvero che anche in questo settore, come l'abbiamo visto nel settore turismo ormai da tempo, parlo di Booking Online per fare un esempio, oppure parlo di TripAdvisor o altri, insomma, siti che tutti utilizziamo per prenotare un aereo. C'è il timore che i grandi colossi commerciali anche in questo ambito possano entrare e rendere quindi gli sforzi, gli investimenti istituzionali vani. Sempre correlato con questo aspetto appare quindi assolutamente necessario fare sistema tra le istituzioni, tra i sistemi digitali di proprietà delle istituzioni, fatti dalle istituzioni. Quindi la necessità di avere degli standard. Abbiamo sì degli standard nella catalogazione dei beni culturali, ma non abbiamo forse ancora degli standard ben chiari e facili e che rendono anzi la vita facile, degli standard di interoperabilità, ossia degli standard che permettano alle diverse piattaforme digitali oggi esistenti, contenenti dati digitali dei nostri beni, di colloquiare in modo efficace ed efficiente, garantendo quindi un'aggregazione delle informazioni sistemica e fruibile a chi deve far governance e a chi poi deve fruire dei servizi correlati. Poi andando a vedere più la necessità dei giovani, in questo caso era una giovane studentessa del settore culturale, quello che è emerso è che c'è la necessità da parte dei giovani non solo di comunicazione, anche se è stato ribadito, ma è quello di creare dei veicoli, degli strumenti facilitatori per i giovani
ad poter accedere a quelli che sono i nostri beni culturali dal punto di vista digitale. Ecco che allora diventano fondamentali workshop, progetti educativi e tour digitali, anche per permettere a scuole e gruppi sociali di territori diversi di poter condividere idee, opinioni e quant'altro. C'era anche un assessore di un comune, quindi alcune domande di risvolto politico le ho poste, e in sostanza anche lui ribadisce che deve essere fatta più comunicazione, ovviamente necessità di risorse per formare gli operatori a comunicare in modo più efficace ed efficiente, ma ponendo una domanda se una piattaforma diciamo convergente che possa appunto sfruttare eventuali standard di interoperabilità per poter dare ai comuni la possibilità di fare più servizi per i cittadini, ovviamente nell'ambito cultura, è sicuramente ben accetta. Quindi tornando al discorso di fare sistema, sicuramente piattaforme anche digitali convergenti, istituzionali, in questo caso potrebbe anche essere regionale, sarebbe di buon auspicio. Ecco, con questo aggiungo un ultimo punto che mi stavo dimenticando, è quello della parte di aggregazione dei dati, ossia appunto con l'interoperabilità andare a fare un'aggregazione di dati per la governance, ma dove in questo caso poter applicare paradigmi di intelligenza artificiale e di semantica allo scopo di ovviamente dare dei servizi più user friendly verso i nostri cittadini. Ecco perché emerge ancora che una rappresentazione ad elenchi dei nostri beni culturali al cittadino non è la chiave giusta per rendere più appeal, diciamo, quelli che sono i nostri archivi digitali dei beni culturali verso il cittadino, ma c'è bisogno di una rappresentazione più user friendly dell'informazione, del dato verso il nostro cittadino. Con questo chiudo e lascio la parola agli altri colleghi degli altri due tavoli. Grazie a Paolo Barichello che ha evidenziato diversi spunti molto interessanti: comunicazione, formazione, piattaforma, sistema e anche questo ultimo aspetto di nuovi modelli di fruizione, nuove interfacce di fruizione. Passo la parola adesso ad Andrea Casadei, prima di lasciare la parola a chi forse si è divertito di più perché doveva giocare o qualcosa del genere, chissà, e vi ricordo che nella chat c'è anche il questionario realizzato assieme alla direzione Beni, Attività Culturali e Sport per raccogliere iniziative, spunti, progetti in corso sul territorio. Andrea, sei pronto? È nato pronto, come qualcuno diceva, ma il microfono non si accende. Sì, eccolo qua. Eccolo qua. Va bene, vai. buongiorno a tutti. Allora, mi sono preso un po' di appunti durante questa ora di chiacchierata. Partiamo dal fatto che c'era poca conoscenza del fenomeno, ma una grande attenzione e curiosità anche rispetto agli esempi che avevo portato. E comunque l'idea che ci deve comunque rimanere, deve esserci comunque un'interazione tra chi gioca, quindi chi usufruisce di un bene, di un patrimonio culturale al di fuori dello spazio, del perimetro fisico di quel patrimonio culturale, appunto deve esserci un'interazione quando poi rispetto a quel territorio, quel bene, quel museo, quello spazio torna poi a visitarlo, che è una cosa su cui hanno tutti, c'è molta attenzione proprio a cercare di tenere una connessione diretta poi con lo spazio fisico, con l'opera fisica in sé. E ci sono alcuni progetti o alcune idee di progetto interessanti in corso, ne segnalo uno ad esempio su la creazione di una piattaforma per tutto quello che è il mondo delle performing arts, nel mettere insieme l'artista che è sul palco con il pubblico che è a casa, quindi riuscire a evolvere la relazione del meeting online come lo viviamo tutti, abbiamo visto tutti in questi ultimi 2 anni. C'è un progetto per una versione locale di Risico chiamato Baruffa Veneta,
che il giorno che dovesse andare sul mercato io lo compro subito, ma questo poi ognuno ha una sua dimensione ludica personale, ma molto divertente come idea. E poi c'era un progetto interessante che però è rimasto a livello così di corso, su una gamification legata al mondo delle biblioteche. Sono uscite poi alcune proposte interessanti, proprio partendo da questa idea delle biblioteche, dove il tema del costo del gioco 1 era estremamente rilevante, sull'idea ad esempio di capire, partecipando a bandi europei piuttosto che a contributi regionali, non lo so, di costruire un primo template, quindi il modello del gioco base, in cui poi dopo ogni biblioteca regionale potrebbe aggiungere i suoi contenuti esclusivi per fare la puntata N della storia legata a quella biblioteca, in cui appunto poi sta la biblioteca a mettere i contenuti, mettere il racconto, mettere la storia, mettere la capacità di diventare interessanti, ma non dovendosi preoccupare di costruire l'intera architettura del gioco in sé, che ovviamente comporta anche degli investimenti rilevanti. Un'altra cosa molto interessante come proposta è uscita un po' da tutti, l'esigenza di acquisire competenze per poter essere poi dei buoni committenti rispetto all'idea del gioco, perché è chiaro che mentre molti dei contenuti che abbiamo in regione, se messi sul tavolo di un produttore di giochi, avrebbero immediatamente una possibilità di essere resi in chiave ludica. È uscito l'esempio dell'uomo vitruviano che sta chiuso in un cavo alle gallerie dell'Accademia, e se venisse dato a chiunque si occupa di gaming un'idea per farci intorno qualcosa, viene di sicuro, no? Il problema però invece è che chi ha in mano il patrimonio non ha queste conoscenze, questa capacità poi di essere committenti. In un mondo dove oggi la domanda di giochi free, gratuiti, è enorme ed è esplosa durante il Covid in maniera esponenziale, perché è chiaro che la capacità di spesa di una famiglia nel comprare giochi per i figli si esaurisce con i primi 3 o 4 titoli, che, senza far pubblicità a nessuno, che chiunque abbia un ragazzino dagli 8 ai 25 anni con una PlayStation o una Xbox, i titoli che compra sono quelli, ma fai presto a fare 300, 400, 500 euro di giochi comprati. Però dopo la richiesta di contenuti free è enorme, e con tutti gli esempi che abbiamo nel mondo oggi di beni culturali la parte free è rilevante, quindi servirebbe competenze di questo genere. E quindi è venuta fuori l'idea anche di capire se potesse esserci la capacità nella nostra regione di costruire quello che manca addirittura a livello europeo, cioè una sorta di momento di confronto tra chi ha i contenuti e chi invece sviluppa giochi. Non vorrei chiamarlo fiera a mercato, perché insomma non so nemmeno più se esisteranno le fiere, per cui non so bene come chiamarlo, ma questo momento di confronto in cui appunto mettere insieme chi ha i contenuti, chi ha la possibilità e chi ha eventualmente anche dei budget, grandi o piccoli che siano, per costruire giochi, con chi invece di fare giochi è poi in un qualche modo un attore professionista. Grazie Andrea, mi sembrano diversi spunti interessanti, quella dell'idea di avere un'infrastruttura comune sopra il quale costruire questo gioco per biblioteche, e anche questa di fare un momento di matching, di trade union tra l'offerta dei contenuti e chi invece offre servizi professionali nel mondo dei giochi. Grazie. Terzo tavolo, cultura, nuove tecnologie digitali, blockchain, intelligenza artificiale, social network e nuovo audience. Matteo Faggin, com'è stato il tuo tavolo? Cosa ne è emerso? Siamo partiti da capire intanto cosa possono fare queste tecnologie per il mondo dei beni culturali, perché anzitutto c'è bisogno di questo primo livello di comprensione, e siamo partiti da degli esempi. Siamo partiti da degli esempi cercando di stare lontano dall'ovvio, per arrivare a comprendere che le tecnologie permettono allo stesso tempo di moltiplicare i beni culturali in digitale e dall'altra parte, e penso in particolare all'artificial intelligence, ci permette di creare, l'esempio era quadri impressionisti in maniera algoritmica, quindi senza bisogno di nessun pittore, e dall'altra parte ci permette magari di rendere rare dei bit, quindi qualcosa che è per sua natura replicabile milioni di volte grazie alla blockchain, e quindi siamo arrivati a parlare dei non fungible tokens. Ricavandone cosa? Ricavandone che c'è una quantità di diverse opzioni che si possono
perseguire nell'applicare queste tecnologie appunto ai beni culturali, in un modo o nell'altro, quindi per renderle più fruibili o per renderle magari più rare. Fino ad arrivare alla provocazione, anche noi siamo finiti sull'uomo vitruviano, quindi alla fine andiamo tutti a cader lì, alla provocazione di fare 1000 piccoli uomini vitruviani in non fungible tokens per pagarsi la manutenzione dell'uomo vitruviano, perché alla fine anche lì ti portano le tecnologie, poter monetizzare qualcosa che non venderesti mai a mercato, però vendere 1000 NFT dell'uomo vitruviano, perché no? A chi costa nulla. Queste riflessioni che venivano, diciamo, un po' dal tecnologo, poi si vanno a confrontare con un mondo della gestione dei beni culturali, erano le persone intervenute, che è abituata a pensare all'utente, è abituata a pensare alla conservazione dell'opera d'arte, a definire che cos'è opera d'arte, e quindi c'è stato un bel dialogo in questo senso, arrivando anche lì alla necessità, se vogliamo riassumerla in 2 temi fondamentali, di formazione per essere in grado gli operatori dei beni culturali di comprendere le tecnologie, comprendere cosa le tecnologie possono permettere di nuovo e diverso oggi, che magari 10 anni fa non era possibile, e dall'altra parte evidentemente anche la necessità di confrontarsi con i migliori, per diciamo così, cercare di non inventare nuove soluzioni che già esistono o reinventarsi la ruota. In questo senso il confronto con le best practice nazionali e internazionali è stato messo sicuramente come punto di evidenza, quindi impariamo magari da altri, soprattutto lì dove le tecnologie sono un poco più consolidate in altri ambienti. Grazie anche all'intervento di Matteo Faggin, quindi se è possibile farei un applauso ai 3 moderatori, visto che si sono prestati. Gli chiederei gentilmente di accomodarsi in platea e inviterei qui il dottor Ridelfo Borgo, nell'attesa di questo piccolo cambio di regia, di attori per i saluti finali. 2 brevi comunicazioni. La prossima tappa è lunedì prossimo, saremo fisicamente presso l'Innovation Lab di Vicenza e ci occuperemo di lavoro e formazione che cambiano attraverso le tecnologie. E permettetemi, prima di lasciare per i saluti finali e conclusioni meglio del dottor Borgo, di fare i ringraziamenti a 3 persone che con il loro aiuto oggi hanno veramente permesso di realizzare questa attività. Sicuramente un caloroso ringraziamento a Federica Brocali, Rania Zaboni e Matteo Mettis, perché senza di loro non saremmo riusciti a fare, e soprattutto anche a Luisa Catozzo e Laura Aglio dell'Urban Center di Rovigo, che ci hanno aiutato in queste settimane di organizzazione. Dottor Borgo, a lei non le conclusioni, perché le conclusioni le tireremo fra 9, però l'inizio di queste lunghe conclusioni. Proviamo a trarre un po' alcune di queste. Si sente? Sì, ok, scusate. Allora, le conclusioni non sono semplici da trarre, anche perché... Il microfono spento? Il microfono è acceso. Ti do il mio? Dai. Sì, esatto. Adesso si sente. Allora, le conclusioni in realtà le abbiamo già sentite anche dai 3 colleghi che hanno un po' rappresentato il lavoro che è stato fatto in questi temi, in questi tavoli. Ascoltandoli in realtà io mi sono segnato 3 parole sinceramente, no? Che mi sembra di riassumere un po' quello che ho ascoltato: attrattivo, sostenibile, comunità. Questo perché oggi abbiamo lanciato una sfida, in realtà la sfida è quella di rendere il Veneto più attrattivo attraverso lo sviluppo di nuovi servizi digitali, sia per i cittadini sia per le imprese. L'abbiamo visto quanto è fondamentale, anche se ne ha parlato nel primo tavolo, nel digitalizzare non basta, quanto sia importante fare il sistema tra istituzioni, quindi si parlava di interoperabilità e standard, quindi si tratta di generare anche quei servizi che possano rendere il Veneto sicuramente più attrattivo per l'industria, per le imprese, per i cittadini, ma anche per i turisti stessi che vengono nel Veneto. Sostenibilità, abbiamo parlato di dati, quindi gestire e valorizzare i dati, quindi l'abbiamo visto anche nel secondo tavolo, ma anche nel primo tavolo in realtà, no? Dove si parla che abbiamo tantissimi dati, abbiamo tantissimi beni, li teniamo in cassetti, chi ha il dato, chi ha le informazioni, chi ha il bene non sa come gestirlo, non sa come portarlo, non sa come valorizzarlo, chi invece ha la capacità non ha il bene, no? Quindi questo
questa situazione, proprio questo momento di incontro proprio è fondamentale per cercare proprio di valorizzare i dati. Tra l'altro poi i dati nella pubblica amministrazione sono tantissimi, quello che vorremmo fare appunto anche nella nostra agenda digitale è cercare anche di portare avanti nel futuro, proprio far sì che quelle che sono le cose che sono chiuse nei cassetti, i dati, i beni, vengono tirati fuori proprio per portare quel valore aggiunto che in questo momento qua solo il digitale forse rappresenta il momento per cominciare a tirare fuori un po' di polvere dai cassetti. Il terzo elemento poi è la comunità. Il digitale è un formidabile strumento per l'inclusione e la resilienza. L'abbiamo visto poi in questo momento, in questo momento pandemico, diciamo, cosa ha permesso di fare il digitale, quanto ha permesso quell'incontro che non era possibile fare fisicamente. E questa è una cosa che mi piace anche un po' sottolineare, perché poi l'idea anche di comunità è il fatto che è una comunità che lavora, e che forse quel motto che ci ha iniziato a far partire questo percorso dell'agenda digitale, quello di costruire un'agenda digitale assieme a un territorio. Questo perché il Veneto, tra l'altro, forse ha una grandissima particolarità, che tutto quello che potrebbe avere qualcuno ce l'ha. C'è il mare, c'è la montagna, c'è la pianura, c'è il lago, c'ha tantissimi valori di beni culturali. Ne parlava prima anche l'assessore Corazzari, quanti abbiamo 4.000 ville venete, abbiamo 3.000 luoghi, 412 enti che tra l'altro stanno collaborando anche per mettere assieme i dati nel nostro portale della cultura, quindi abbiamo tantissimo, il territorio sa esprimere tantissimo, e solamente tramite il territorio forse riusciremo a creare quel momento di sviluppo del digitale. Ecco perché mi piace questo concetto, questo di comunità, che aiuta a far crescere e aiuta a sviluppare quello che saranno le nostre esigenze della nostra futura agenda digitale, che ci proietterà al 2025. Ecco. Con questo quindi penso che possiamo anche chiudere la giornata e rilanciare ai prossimi incontri. Perfettamente orario alle 13.08. Ricordo che se andate sul sito dell'Agenda Digitale del Veneto trovate il forum di iscrizione per il prossimo evento. Per motivi organizzativi le iscrizioni anche online, per non avere tantissime persone nei gruppi, chiuderanno oggi, stasera, quindi vi invito a fare le iscrizioni il prima possibile, e quindi ci rivediamo qui virtualmente, il prossimo lunedì. Buon pranzo a tutti e arrivederci. Buona giornata a tutti e grazie.